È stata una bellissima giornata con i produttori di vino indipendenti dei Colli Iberici. Siamo stati prima da Indomiti, da Simone Ambrosini a Lapio, vicino al lago di Simon. Ora siamo a Magia di Barbarano nell'area iberica. È stata una grande giornata, molto istruttiva sul tema di che cosa vuol dire oggi essere giovani imprenditori da un lato e dall'altro giovani agricoltori, giovani che decidono di coltivare la terra e di farlo in maniera sostenibile. In particolare con Indomiti abbiamo visto che cos'è il vino naturale, quali sono le difficoltà anche collegate al lavoro che porta poi alla produzione di questo tipo di vino, quindi a come vengono coltivate le viti, a quali sono le attenzioni al rispetto della natura, al rispetto del ciclo della natura che è connesso al fatto di fare vino naturale. E invece adesso siamo a Magia di Barbarano, che è una realtà anche ricettiva, anche della ristorazione, quindi che serve da attrattore in questo territorio. Davvero l'esito di questa giornata, in mezzo a tante riflessioni, è quanto grande è il valore del nostro territorio, quanto i Colli Iberici possano essere un valore aggiunto nella promozione turistica, ricettiva e della promozione enogastronomica di quello che è il Veneto, di quello che è il Vicentino. L'impegno che ci siamo presi è quello di portare in regione e a tutti i livelli il valore di queste produzioni, anche per esempio nella costruzione di bandi specifici per chi fa questo tipo di attività. Quindi insomma è stata una giornata importante e grazie alle tante persone che sono venute con noi oggi in giro per i Colli Iberici a conoscere questi produttori.